Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito per chi sta pranzando, tanto sono le 2 o 3 minuti, quindi facciamo il punto per la giornata di domani. Ecco ragazzi come domani sarà l'Italia, quindi finalmente ragazzi il maltempo si sposterà. Ciao Nicolas, sarà limpido, quindi solo oggi ci starà fino a domani mattina una forte pioggia e temporali, ma durerà fino alle 10-11 domani mattina. Poi da mezzogiorno, questa è la previsione, da mezzogiorno in poi il maltempo, come potete vedere ragazzi, è sceso giù. In effetti copre tutto il centro e il sud, tranne la Sardegna e la Sicilia. Sì, Avvocatella, adesso lo stavo dicendo. Lì da voi adesso sta facendo un casino di acqua, sia in Friuli Venezia Giulia. Questa è quella per domani. Domani stai tranquilla che sarà bello limpido limpido, quindi sarà solo un ricordo. Quindi è solo per la giornata di oggi e stanotte. Quindi domenica mi sembra che sia bel tempo comunque. Domenica sì, sì, sarà bel tempo a Napoli e Salerno, sì, sì. In effetti non dovrebbe piovere perché questa qua è solo per domani, in effetti. Già dopo domani. Ciao Danny, domani vedi dal centro fino, diciamo, a Salerno, un po' la Calabria ci sarà forte maltempo, quindi mi dispiace per gli amici siciliani e quelli i sardagnoli, in effetti, della Sardegna, ma sì, sì, sicuramente, sì, ci saranno, sì. Tu dove stai, Jasmine, tu? Che parte? Mi dimentico in effetti il maltempo adesso sta tutto a nord, questa è quella di domani a mezzogiorno, quindi questa è la previsione per domani ragazzi, non per oggi. Quella per Melegnano Milano. E in effetti dovrebbe stare a arrivare il maltempo, comunque arriverà, non ti preoccupare, quindi se stai a Milano arriverà in Friuli Venezia Giulia, da Avvocatela sta diluviando proprio. Sì, l'ho letto, però diciamo che è ancora incerto, Nicolas, l'ho visto pure io le mappe, in effetti. Questa è quella di domani e domani, ragazzi, finalmente, diciamo da Firenze in effetti fino alla un po' la Calabria, mi dispiace per la Puglia, un po' diciamo della fine della Calabria, per la Sicilia dove forse su Catania qualche pioggia, ma poi il resto della Sicilia è pulita. Anche la Sardegna, come potete vedere, è pulitissima e anche il nord, Torino, Milano, diciamo dove ora sta diluviando in effetti, e domani sarà bel tempo, quindi se non sta piovendo, ciao Stellar, in questo momento a nord, ma a breve pioverà perché il maltempo era su tutto, diciamo. Pure qua Francesca a Salerno, non è che. Ma domani poi, domani prendi il canotto, guarda su Napoli che cosa ci sta, vedi, vedi? Nelle Marche, no, sarà bel tempo, no, no. Sì, si vede, in effetti, vedi nella cartina qua, poi si sposterà sulla Firenze, però lato Adriatico. Quella va a pescare. Anche io sono un amante di andare a pescare, qualche volta dobbiamo andare a pescare insieme, Francesco. Io, anche io, diciamo, sono amante della pesca. Quando sono stato in Finlandia, sono andato a pescare in tutti i laghi che ci stavano, anche se sono amante, diciamo, del mare, in effetti. Però basta che si pescava, a me non era importante dove stavo. Ho pescato nel Baltico, nel Mar Baltico, dappertutto quasi, quindi i laghi della Finlandia, in Norvegia, in Finlandia. Ho pescato dappertutto. Nell'Emilia Romagna forse no, come vedi al centro dopo Firenze non ci sta nulla, no. Nell'Emilia Romagna no, l'Emilia Romagna pare che l'abbia saltata proprio in effetti. Sì, io così facevo con i ragazzi, portavamo la brace,
Partivamo di prima mattina, no? Brace verso l'una e poi continuavamo a pescare fino a tarda serata, quindi... Ah, potremmo fare, Franci. Dimmi, Stella. Una braciola, ma qua braciola, avvocate, felli di carne, ali di pollo, salsicce, costatelle, costeine, questa mi metto qua a brace. Cose leggere, light. Quando andavo a pescare andavamo nel calore, qua... Allora, guarda, ho pescato un luccio in Finlandia, era 5 kg. Poi qua a Salerno, ad Agropoli, ho preso una, come si chiama? Una spigola di 3 kg. A Salerno qua, in effetti, al Faro Verde, qui a Porto di Salerno, però al Faro Verde, proprio alla fine proprio, a mare aperto, di solito si prendono rate di 400-500 grammi. Ah, è lo che ti pareva la polenta, ma qua polenta. Grazie Anna Maria. Quindi in effetti Franci anche a Salerno. No, in effetti sta salendo sopra, in effetti, quindi qua arriverà diciamo quello che rimane dell'uragano. In effetti sta salendo a Polo Nord e quindi il Polo Nord invierà quest'aria gelida in effetti, quindi ora dovrebbe stare attualmente su passate le isole Azzorre in questo momento. È normale, è come gli tolgo l'amo dalla bocca, avvocate. Si prende una pezza, si prende l'orata in mano e si slama. Come fai se no? Che fai? Dice no, togliti l'amo tu. Dai, avvocate. Una sola volta non riesco mai, che non la faccio mai. Una volta era maltempo a Salerno, Franci, sono andato a pescare, ho messo il verme di terra per andare ad anguille, diciamo, quindi anguille, capitoni. Sì, sì, sicuramente. Ho pescato, diciamo, un'anguilla, Francesco, ti giuro, di 4 kg. Era un mostro. In effetti l'amo non l'ho tolto, ho tagliato la lenza, la verità, ho messo l'amo da capo. E chi aveva il coraggio di mettere il dito in bocca all'anguilla? Quella se ti dà un morso ti stacca il dito lì, aveva una bocca proprio grande. Lo so, Francesco, io ho tirato la canna da lancio dalla spiaggia. In effetti, proprio la canna si è caduta diciamo, da quello che ho fissato nella sabbia. Ho incominciato, ho incominciato, diciamo, a ritirare, ma tirava di brutto. Meno male che uso sempre, in effetti, canne buone, di buona marca. Avevo una Shimano con un mulino, diciamo, un 10.000, quindi in effetti è stato facile tirarlo. Quindi vado sempre, sto bene attrezzato, quindi in effetti io ho Shimano, tutte canne di marca in effetti. Quindi a finale ho tirato su questo mostro di 4 kg. Quando l'ho visto salire dalla spiaggia ho detto che cos'è in effetti. Visto che ho detto mamma mia, questa è un'anguilla. Per paura di mettere la mano ho tagliato il filo e l'ho messa nel retino. E chi ce la metteva le mani a togliere l'amo in bocca a quella? No, in effetti a Salerno ci stanno dove pescare, in effetti. Una sola volta ero ragazzo, ho fatto una stronzata proprio esagerata. Avevo pescato negli scogli uno scorfano, l'ho toccato con le mani, Franci, si è fatta la mano, sai quando? Si è gonfiata proprio. Sono dovuto correre in ospedale a fare l'antitetanico, eh. Mi sono punto, mamma mia. Quindi proprio un casino in effetti. No, ma io lo volevo slamare, non mi sono accorto, io pensavo che era tipo un mazzone di razze, cioè un'altra specie uguale. Invece quello era uno scorfano. E quindi quello quando ti punge, quello è velenoso. Si è gonfiata la mano, sono dovuto correre in ospedale. Poi in effetti mi sono sempre divertito. Ad esempio sono stato in Polonia, Francesco, mi sono stancato, prendevo dei pesci che si chiamano puotka. In effetti sono come i cefali.
Ti giuro, in una giornata ne ho prese quasi 700-800. Mi sono scocciato, ti giuro, Francesco. Avevo fatto un finale con 3 ami, col piombo sotto, diciamo come finale. Salivano a 3 alla volta sopra, Francesco, galleggiante l'avevo fatto. I galleggianti come buttavo. Sì, erano buoni, sì, sì. Come buttavo il galleggiante, ti giuro, volava. Sull'acqua non è che affondava, volava proprio. Ciao Anna Maria. Quindi in effetti mi sono divertito. Invece in Norvegia, ciao Valeria, così sì. No, ma ce ne stavo a milioni là, Franci. Poi in Finlandia e in Norvegia mi sono divertito con i lucci. Il luccio, quello che c'è il becco lungo. Lì mi sono divertito proprio perché là era, diciamo, a traina. In effetti mettevamo la barca a motore proprio basso, basso, basso e col pesciolino finto noi camminavamo in tutto il lago. Ma se lo vedevi come attaccava, saltava fuori dall'acqua, quindi un casino esagerato. Qualche volta ti devo mandare una foto, ce l'ho ancora una foto che l'ho pescata, diciamo, in Finlandia. Una volta mi pare che l'ho mandata pure a Vocatella. A Vocatella te lo può dire, l'ho mandato una foto a lei di quella. Oppure si vai sul mio Facebook o su Instagram. Vai a vedere, lo trovi là nella mia storia di Instagram. Ci sta lì la pesca in Finlandia. C'è il luccio proprio in mano io, in effetti. Stavamo su una barca e stavamo recuperando. Ciao Jasmine. In effetti poi un'altra volta, sai che ho fatto? Avevo una canna a traina e una normale col galleggiante, perché mi piace più col galleggiante, oppure col pasturatore. Poi dopo, e vabbè, oramai ho detto quanto stanno facendo a gara a chi mette più cuori. Sì, sì, ma ieri l'ho guardato e mi ha mandato il messaggio il suo cugino e l'ho risposto. Sì, ho parlato con suo cugino lì, il ragazzo lì. Però dopo l'accendo Telegram. Quindi un'altra volta, Francesco, ho appoggiato il pesce finto sulla barca, ho detto basta, mi sono scocciato, perché devi ritirare, ritirare, tirare, ritirare, quindi avevo le braccia stanche. Ho rimasto il pesce finto sull'acqua così, e allora è partita la canna da sola, Francesco, un luccio di 2 kg, solo lui se l'ha fatto, secondo me ha visto il pesce fermo sull'acqua e si è buttato. Proprio è morto proprio da festa in effetti, quindi però è pieno là, ti posso garantire che è pieno. Vabbè ragazzi, domani quindi maltempo dal centro da Firenze fino Bassa Calabria si può dire, quindi domani finalmente ragazzi, se non piove domani vado a piedi a Lourdes davvero, perché guarda là, su Napoli, Salerno ci sta proprio verde, proprio significa acqua. Quindi se non lo fa domani ragazzi allora ci dobbiamo mettere proprio in castigo proprio. Quindi ragazzi domani il tempo sarà così come vedete. Questa è una previsione da mezzogiorno in poi. Quindi a nord. E tu vedi Roma, vedi dove sta Roma? Sì, sta il pallino verde proprio, sì, maltempo, sì. Quindi ragazzi domani. No, no, domani a Roma pioverà. Nelle zone intorno al Lazio no, perché come ho detto l'altra volta, nelle zone diciamo nel Lazio proprio no, ma a Roma sì. Infatti parecchi meteo l'hanno detto, diciamo nel Lazio solo Roma sarà molto colpita dalla pioggia, ho scritto proprio in quasi tutti i meteo. In effetti se puoi, se guardi, vedi che il pallino verde sta quasi su Roma città. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti, ma da fare pure io un caffè. Faccio come a Francesco, mi faccio pure in un bel gimp. E ci sentiamo dopo. Io quando non vedo nulla. No, io invece vedo tutto, guardo tutte le scritture in effetti. Vedi, ma è scritto ciao con 2 cuori, quindi vedi che lo vedono, come non si vedono. Vabbè, ciao Avvocatella, ciao Valeria, ciao Francesco, ci sentiamo, ciao a tutti.